Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi. Oggi una puntata speciale, parleremo di arte in qualche modo, ma non solo, parleremo di un progetto che a Treviso è diventato realtà e lo faremo in studio con i due ospiti di oggi che vi presento subito e ringrazio per essere qui con noi. Stefano Parisotto, responsabile di questo progetto per Unicef Treviso e Pordenone. Buongiorno Parisotto. Buongiorno. E ringrazio per essere qui con noi anche uno degli artisti, saranno 6, li conosceremo poi, che sono coinvolti in questo progetto. Direttamente, non posso dire direttamente dalla Spagna perché è da un po' che sta in Italia, ma insomma originario dalla Spagna, uno di questi artisti, un grafico, Miguel Núñez. Buongiorno e ben ritrovato Miguel. Buongiorno. Allora Parisotto, parliamo subito di questo progetto Rigenerarte, no? Già il nome insomma definisce anche l'ambito e il nocciolo insomma del progetto. Parliamo di 4 immobili in provincia di Treviso e anche uno in provincia di Belluno, esempi storici se vogliamo anche di archeologia industriale, cuori pulsanti dell'economia soprattutto all'inizio del secolo, che in qualche modo trovano una nuova, vengono rigenerati al loro posto, non ci saranno più fabbriche ma unità produttive, ma ci sarà spazio per l'arte. Certo. Sicuramente un progetto nuovo per il territorio e questa messa insieme di arte e impresa, due mondi che molto spesso vengono vissuti distanti tra di loro e che però possono sicuramente convivere e anzi possono ciascuno trarre del reciproco beneficio dall'altro. 4 luoghi scelti nella provincia di Treviso e uno in provincia di Belluno, ma di fatto poco dopo i confini della provincia di Treviso, siamo a Quero Vas. 4 luoghi che, come dicevi tu, hanno rappresentato dei momenti economici particolarmente importanti nel passato, che in questo momento non hanno più delle necessità di utilizzo dal punto di vista produttivo e che vogliono essere aperti al territorio. Questo è un progetto anche di innovazione sociale, noi lo viviamo molto anche così. E quali sono questi 4 luoghi messi a disposizione anche da altrettanti imprenditori? Certo, allora sono 4 luoghi, il più conosciuto probabilmente è il Lanificio Pauletti di Follina, un lanificio storico che ha dato lavoro quasi all'intero paese di Follina fino a una cinquantina di anni fa, un posto che sta già iniziando a rivivere grazie anche alla presenza di un primo artista che di fatto è già residente all'interno di quel luogo e ha cominciato a fare dei lavori proprio assieme all'azienda, quindi sta lavorando sulle collezioni dell'azienda, dando nuove idee, portando le proprie competenze e quindi generando un qualcosa di nuovo che sta riscuotendo anche in giro per le fiere internazionali un successo assolutamente interessante. Secondo luogo è la tessitura alla colombina, che si trova in piena rotonda di Badoere, per cui era l'ex filanda del paese fino al 1950, attualmente molto ridimensionata in termini di spazi utilizzati, recupero dei vecchi macchinari, dei vecchi telai a mano che venivano utilizzati e quindi produzione di nicchia di elevatissima qualità e tanta voglia di aprirsi rispetto al territorio in modo diverso rispetto a una semplice produzione. La cartiera di Vas, appunto il posto che troviamo in provincia di Belluno, anche questo uno spazio di proprietà del comune che è rimasto chiuso per diversi anni e che da qualche anno è stato dato in gestione a un'associazione del territorio, l'associazione La Carta, e questa associazione è ripartita proprio a metà dello scorso anno con la produzione della carta fatta a mano
e sta iniziando un lavoro di messa in rete di altre cartiere storiche in tutta Italia. Anche questa grande necessità di aprirsi al territorio, è un luogo che è distante dai centri importanti e però che ha voglia di attirare persone, e quindi sicuramente anche questa è un'azienda interessante. L'ultimo spazio è uno spazio un po' diverso rispetto agli altri, nel senso che è uno spazio che sta nascendo proprio in questi ultimi mesi. È uno spazio che si trova alle porte del comune di Treviso, nei pressi dell'aeroporto a San Giuseppe, quindi in piena città e in mezzo alle case, e questo è bello, nel senso che era un vecchio capannone degli anni 40-50 a cui poi attorno c'è nato il quartiere, e questo capannone è rimasto abbandonato per quasi 30 anni ed è stato recuperato da un giovane artista locale che vuole che questo spazio diventi uno spazio aperto al territorio. Perché le persone hanno bisogno di recuperare anche dei ritmi di vita diversi rispetto a quelli frenetici a cui ormai siamo abituati, e ritiene di poterlo fare attraverso l'uso delle arti. Quindi questo spazio sarà uno spazio un po' tutto da inventare, nel senso che sicuramente si è cominciato in questi mesi con questo laboratorio di questo scultore, e però ora è tutto veramente da inventare. Uno spazio non particolarmente grande, ma che ha delle potenzialità, riteniamo, e quindi abbiamo voluto comunque dar fiducia, pur essendo una cosa nuova, a questo spazio. Miguel, lei l'Italia la conosce, tra Roma, Venezia e Torino. Adesso è qua in provincia di Treviso con gli altri 5 colleghi artisti. Lei fa il grafico pubblicitario, ha girato anche questi 4 luoghi che ci ha appena illustrato Stefano Parisotto. Qual è l'impressione, la prima impressione che ha avuto di questo territorio e di questi luoghi? Sì, effettivamente era la prima volta che conoscevo in profondità il Veneto, anche girando la campagna, e è stato molto interessante vedere questi luoghi che sono stati importanti per la storia locale, no? E per la società, e che ormai non sono più il punto di riferimento che erano per i loro paesi o la loro regione. E quindi abbiamo questi spazi con una patina storica importante anche dal punto di vista antropologico, quello che è stato ad esempio Pauletti per Follina, e quindi è interessante dal punto di vista architettonico, patrimoniale e storico. Sono spazi molto suggestivi e a noi come artisti ci suggeriscono tante idee. E a lei come artista, come grafico, qual è l'idea? Insomma, starà elaborando ancora molte settimane a disposizione per raccogliere informazioni, ma già un'idea su come trasformare questi luoghi di produzione in luoghi d'arte? A me dal punto di vista di un grafico interessano tutti gli spazi. Forse ovviamente sono attratto dalla ex cartiera per quel che riguarda la mia pratica come grafico, e personalmente mi piacerebbe fare un lavoro che riporta vita e qualcosa di produttivo a quel posto o a quei posti, come a portare una nuova visione forse di qualcuno che viene di fuori e ha nuove idee su a cosa possa servire uno spazio così o una produzione
come quella che abbiamo in questi posti. Stefano Parisotto, abbiamo Miguel dalla Spagna, ma poi sono altri 5 artisti, Slovenia, Malta, 2 dalla Grecia e 1 dalla Norvegia. Quali sono i profili di questi artisti e come li avete selezionati? Questo dà anche là per raccontare che insomma, i partner di questo progetto, Capofila e UNICEF, sono anche altri, sono anche importanti. Certo, sono partner assolutamente importanti e sono partner che sono stati contattati proprio perché noi come UNICEF siamo il riferimento delle associazioni industriali, siamo abituati a lavorare con le imprese, non siamo abituati a lavorare con gli artisti. Per noi questa è una delle prime esperienze, pur avendo iniziato ormai già da 2 o 3 anni a mettere insieme mondo cultura e mondo impresa. Noi questa la riteniamo veramente la prima esperienza importante, per cui abbiamo richiesto di poter essere affiancati da partner importante. Il più importante è proprio Fondazione Benetton, che studi ricerche, che si è speso molto in una prima fase, venendo proprio con noi a visitare questi luoghi, venendo a conoscere anche gli imprenditori, ma confrontandosi anche con le amministrazioni comunali. Ecco, non dimentichiamoci, una delle cose importanti di questo progetto secondo noi è il coinvolgimento attivo delle 4 amministrazioni comunali, cosa non scontata e cosa che si sta rivelando assolutamente in questi giorni molto importante, perché c'è stata sicuramente una buona accoglienza, e questo potrà testimoniarlo anche Miguel che è qui con me, da parte delle varie amministrazioni, ma c'è stata anche molta disponibilità anche a far conoscere al di fuori di quello che è lo spazio anche il contesto locale, cosa che per noi è importante perché il progetto cosa prevede? Prevede la realizzazione sì di un progetto di rigenerazione, quindi dare delle nuove idee per rigenerare questi spazi, ma prevede anche la realizzazione di un'opera da parte di questi artisti, opera che non necessariamente sarà posta all'interno dell'azienda, potrebbe essere posta anche in un luogo del paese che serve a richiamare l'attenzione verso questo luogo e verso questo progetto di rigenerazione a cui loro lavoreranno. Quindi la scelta è stata fatta dopo aver fatto questo passaggio assieme al nostro partner Fondazione Benetton in queste imprese, dopo aver sentito le amministrazioni comunali direttamente, sindaci o vice sindaci o assessori di riferimento, dopo aver anche contattato anche delle scuole locali. Ricordiamo anche un aspetto molto interessante, e è stato anche il momento iniziale di lancio del progetto che c'è stato a novembre, in cui abbiamo verso il 10 di dicembre, in cui abbiamo coinvolto anche le scuole dei diversi paesi dove insistono questi luoghi da rigenerare, e abbiamo chiesto ai ragazzi di queste scuole, dopo aver visitato questi luoghi, di portarci anche loro delle idee che poi trasferiremo anche a questi artisti, quindi proprio un coinvolgimento in un'ottica anche di innovazione sociale del territorio, perché crediamo che solo se da più parti questo progetto viene sposato, appoggiato e condiviso anche come obiettivi, si possa poi arrivare effettivamente a un risultato. Quindi, per tornare alla selezione, processo di selezione che è avvenuto dopo questa prima fase, grazie all'aiuto appunto di Fondazione Benetton Studi Ricerche, che ha poi tutta una serie di connessioni a livello internazionale. Sono stati individuati una serie di artisti, professionisti, come vogliamo chiamarli, in giro per l'Europa, perché questo è un progetto che comunque faceva riferimento all'ambito europeo, e è stata lanciata, diciamo, la proposta a una quindicina di artisti in giro per l'Europa, e poi c'è stata una scrematura in parte in automatico
direttamente da parte degli artisti perché avevano magari degli impegni. Alla fine sono state selezionate queste 6 persone che ora sono qui e che dal giorno 13 sono qui, persone che non si conoscevano tra di loro, con profili diversi. Abbiamo qui un grafico, però abbiamo altri artisti che lavorano con altre diverse forme di espressione e quindi poi avremo modo di conoscerli pian piano, e quindi la messa insieme di questi profili anche molto diversi tra loro noi auspichiamo che porti veramente a un qualcosa di interessante e di innovativo per il territorio, ma anche per queste imprese, perché ci credono molto, e credo anche in questo caso che Miguel, già dalle prime battute che hanno avuto modo di fare la scorsa settimana incontrando direttamente gli imprenditori, sia stato molto chiaro fin dall'inizio la disponibilità anche da parte di questi di collaborare a questa cosa. È la prima volta, Miguel, che le capita di far parte di un progetto del genere, cioè di essere chiamato da un gruppo di imprenditori attraverso Fondazione Benetton, attraverso Fabbrica, a dare nuova vita a quella che era un'industria, quindi un progetto di questo tipo? Sì, assolutamente. Non avevo mai avuto esperienze di questo tipo, lavorare direttamente nella creatività di un'azienda, e di solito i grafici siamo chiamati per una commissione particolare, non per dare le nostre idee, quindi è molto emozionante questa possibilità. E poi ci sembra che gli imprenditori siano veramente aperti in tutti i sensi alle nostre proposte, e anche loro hanno delle aspettative, hanno voglia veramente di vedere cosa proponiamo. Parisotto, il progetto nel frattempo è decollato, ci sono adesso alcuni step. Il 2 febbraio sarà allo Spazio Giano a Treviso una sorta di presentazione di questi 6 artisti, un evento che dovrebbe avere un effetto cosiddetto moltiplicatore per far conoscere ancora questo progetto, ma parallelamente ci sono anche altre attività sempre messe in campo da UNICEF, come il percorso di storytelling, cioè cercare di coinvolgere soprattutto giovani attraverso lo storytelling a raccontare con un documento tutto quello che questi artisti faranno. Certo, l'aspetto comunicativo sta diventando sempre più importante, e oltre al lavoro molto prezioso che faranno questi artisti nei prossimi mesi, per noi era importante riuscire anche a documentarlo e a trasmetterlo, ma non a trasmetterlo solo alla fine. Ci piacerebbe riuscire a documentare passo passo quello che viene fatto. Per cui cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che in queste prime 3 settimane si sarebbe preso coscienza appunto di questi spazi, gli artisti si sarebbero conosciuti tra di loro, avrebbero iniziato a fare dei ragionamenti rispetto alle prospettive che si vuol dare a questi spazi, a quello che sarà il loro lavoro. Nello stesso tempo noi è aperta in questo momento la selezione anche per altri giovani che dovrebbero fare un percorso che viaggia in parallelo a loro, quindi un percorso che dovrebbe partire dalla metà di febbraio per acquisire delle competenze su queste nuove tecnologie e sulla capacità, diciamo, di documentare dei percorsi, in modo da poter affiancare queste persone direttamente agli artisti quando loro ritorneranno qui attorno al 10 di marzo prossimo, per iniziare proprio a lavorare concretamente nei luoghi. Quindi c'è questo bando aperto, ci sono le selezioni il 5 di febbraio, per cui ci sono ancora alcuni posti disponibili, e per chi è interessato può tranquillamente contattarci. C'è anche una mail specifica che è gestfin@unicef.it.
potete richiedere informazioni, poi noi vi manderemo tutta la modulistica per poter accedere a questa selezione. È una bella opportunità, credo, perché non è solo un'opportunità di formazione teorica, ma è un'opportunità di formazione esperienziale. Ormai fare solo teoria conta poco, conta molto provare ad applicare quello che si impara, e questa è un'esperienza interessante per dei giovani, ma anche per delle persone che magari non sono più nella fascia giovanissima, perché abbiamo ricevuto anche delle richieste di questo genere, ma comunque interessate al mondo dell'arte, al mondo dell'impresa, e che quindi hanno voglia di spendere un paio di mesi del loro tempo per imparare qualcosa di nuovo e anche per entrare in contatto con questi artisti. Credo che sia un'opportunità sicuramente interessante e sicuramente un'opportunità che fa curriculum, non semplicemente, ripeto, teorica, ma pratica. E il tempo a nostra disposizione è terminato, ma continueremo anche nelle prossime settimane a parlare di questo interessante progetto. Io ringrazio per essere stati qui con me in studio il nostro artista e grafico Miguel Núñez, grazie e naturalmente buon lavoro. E ringrazio anche Stefano Parisotto, responsabile di questo progetto per UNICEF Treviso Pordenone. Grazie Parisotto. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per l'ascolto e restate sui nostri canali Radio Veneto 1. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.